Apriamo qui da Campo Croce sul Grappa per la rassegna dei formaggi di montagna promossa da Aprola. Sono in compagnia, lo saluto, Terenzio Borga. Allora, un grande giorno di festa oggi. Siamo fortunati che il tempo ci ha dato una mano, sappiamo benissimo che quando siamo qua dipende molto da quello che ci regala il Padre Eterno, per cui già la cosa è iniziata bene, speriamo che finisca nel migliore dei modi. Anche quest'anno ci sono delle novità che poi sarete in grado di percepire, di notare quando ci sarà l'inaugurazione. Siamo orgogliosi di essere ancora qua a organizzare questa manifestazione che è la più vecchia che è partita con Aprola. Pensate che addirittura 2 presidenze sono succedute prima di me nell'organizzazione di questa manifestazione, quindi questo dà l'idea di quanto sia stati lungimiranti chi mi ha preceduto, che alla fine hanno avuto l'intuizione di fare un qualcosa di importante per quello che riguarda il nostro territorio. Allora, qui si parla di formaggi di montagna, una realtà importante, prodotti con latte veneto. Prodotti con latte di montagna, il morlacco del Grappa, il bastardo del Grappa devono essere prodotti esclusivamente col latte di questo massiccio. Ricordo tanti anni fa qua il morlacco non lo potevano produrre, poi per merito di Bruno Bernardi e di Mario Innocente, che sono venuti a creare insieme con le ART e gli organi di controllo le condizioni per la produzione, abbiamo avuto, diciamo così, il premio che è diventato Presidio Slow Food, e oggi ne abbiamo altri 2 qua presenti di Presidio Slow Food, che sono il Bragos e l'Asiago Stravecchio, che sono comunque una risposta a questo territorio. Ricordiamoci che qua i malghesi non è che vengono a festeggiare o a fare la bella vita, vengono qua per lavorare duro e sodo, non come facciamo noi che veniamo a far festa. Loro sono qua tutti i giorni anche col brutto tempo e sono a difesa di una montagna che alla fine è un baluardo, è stato il baluardo per quello che riguarda la Grande Guerra. Loro ci mantengono questo territorio, loro ci mantengono questo bell'ambiente al quale noi dobbiamo essere grati. Grazie Terenzio Borga, presidente di Aprola. Ha evocato il presidente Terenzio Borga ed è ai nostri microfoni il direttore di Aprolav Bruno Bernardi. Allora, 22, è un numero importante questo. È un numero importante, è quasi un quarto della vita di una persona, se arriva fino a 100 anni, altrimenti un quarto per le persone normali, perché 22 per 4 fa 88 e quindi potrebbe essere questa la media che mi auspico che sia. 21 anni che siamo in questo luogo. E quindi possiamo dire che in questo periodo abbiamo lavorato molto come associazione per promozionare e valorizzare queste produzioni del territorio. Produzioni che sono molto ma molto particolari, perché sono date da un pascolo meraviglioso. Quest'anno poi abbiamo dei prodotti di alta qualità perché la pioggia ha sempre aiutato la maga, quindi c'è sempre stato il pascolo fresco, le bovine hanno sempre mangiato un prodotto buono e quindi contemporaneamente anche il latte è uscito buono. C'è mancato un po', a causa però di questa pioggia, la visita dei consumatori. Adesso però le previsioni sono buone, mi sembra di solito in agosto, dopo questa manifestazione riusciamo sempre a svuotare le cantine. Allora, 2 sono i formaggi protagonisti, il bastardo e il morlacco. Quali sono le caratteristiche di queste 2 meraviglie, direttore? 2 sono i formaggi in questa esposizione. Abbiamo il morlacco, che è un formaggio fresco, va consumato di solito dopo 15 giorni, formaggio oltre che a latte crudo anche a pasta cruda, quindi vuol dire che la cagliata viene portata a 38 gradi, il latte viene portato a 38 gradi, è messo il caglio e poi tagliata, lasciata riposare e basta. Bastardo invece è una pasta semicotta e quindi ha una conservazione e una stagionatura molto più lunga. Quest'anno però abbiamo aggiunto anche qualcos'altro, oltre alla solita rassegna dei formaggi della montagna italiana. Abbiamo ideato anche un concorso specifico per il centenario della Grande Guerra del formaggio imbriaco per collegare idealmente il Grappa e il Piave, che sono state le 2 linee di trincea e di base per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale. E in più abbiamo chiesto la collaborazione ad alcuni nostri collaboratori, alcuni nostri malghesi del Tirolo e della Carinzia, per ricordare questo momento, sempre riferito alla Grande Guerra, un tempo nemici, oggi amici. Grazie a Bruno Bernardi, direttore di Aprolav. Presidente, questo è un luogo storico
molto importante, luoghi della prima guerra mondiale. Sì, nell'anno della celebrazione dei 100 anni della fine della Grande Guerra, penso che la cerimonia di Cima Grappa che si è tenuta stamattina e anche questa manifestazione non possono che essere tutte in linea con il ricordo di 100 anni della Grande Guerra. Basti solo ricordare che abbiamo a Cima Grappa sepolti 23.000 soldati, dei quali su 3.000 sono noti, 20.000 sono ignoti. La Grande Guerra ha fatto 17 milioni di morti in tutti i territori coinvolti e dei 17 milioni 9 milioni erano cittadini non soldati in armi, per cui civili, donne, uomini e bambini che erano a casa sono stati trucidati. La montagna veneta è uno dei volani del turismo assieme alle spiagge ma anche alle città d'arte. Ma guardi, è impensabile avere un'offerta turistica del Veneto senza montagna e la montagna non può pensare di vivere senza insediamenti umani. E questo è un binomio unico, cioè uomo-montagna significa fare promozione, tutela dell'ambiente e ovviamente tutto quello che è poi la presenza dell'uomo rispetto a molte attività umane. Se non c'è più l'attività umana la montagna viene giù. Quando siamo partiti era un po' in abbandono il Morlacco, il Bastardo del Grappa e ovviamente l'Angelico. Penso che oggi possiamo dire che sono presidi slow food, sono prodotti tutelati e il merito va ai marchesi che ci hanno creduto. Con cosa lo accompagniamo? Con che vino lo accompagniamo, Presidente? Ma con uno dei 52 vini del Veneto, ovvio.